Come in tutte le chiese dei santi, le donne nelle assemblee tacciono. Non si permetta loro di parlare, ma siano sottomesse, come dice anche la legge. Che se vogliono apprendere qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti. È disdicevole per una donna parlare in assemblea. O che forse la parola di Dio è partita da voi, o a voi soltanto è giunta. Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che quello che scrivo è precetto del Signore. Se non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto. Dunque, o miei fratelli, aspirate alla profezia, e quanto al parlare in lingue, non impeditelo, ma tutto avvenga nel decoro e nell'ordine.